Ecco, per finire in questa puntata vedremo ancora una sequenza tratta dall'ultimo film sloveno, Bughi Rosso, diretto da Karpo Godina, il suo secondo lungometraggio, in cui ci sembra così molto tipica questa riflessione sulla realtà a distanza, in cui si mescola, diciamo così, il discorso storico con un'esigenza di rielaborazione culturale che qui viene sottolineata da questo singolare immissione del jazz con un motivo popolare. In più questo svolto, diciamo così, in un campo di lavoro volontario. Ta film je imel že v samem štartu največji odziv ravno na Primorskem in pa tudi konkretno tukaj na Goriškem, kjer je se Darko Bratina zaljubil v ta film in so takrat postala dejansko nekako skoraj pa intimna prijatelja na področju filma in sploh pogovori okoli umetnosti in vse lepo, kar je bilo možno tukaj, sem doživel s tem človekom. In meni je zdaj kaj zem drago, da po dobrih 40 letih se vračam z prenovljeno kopijo ravno na isti kraj in bomo videli danes, kakšen bo odziv.